qualche idea qui su questo tema che ho, il festival è dedicato all'uguaglianza, allora io ho colto un'occasione per riflettere su dei termini che sono vicini tra di loro, appunto uguaglianza, parità spesso sono usati anche come sinonimi, e parità a sua volta è spesso associata a idee come parità di genere, e allora ho pensato magari che si possono vedere un po' che considerazioni rendono possibili questi termini diversi. Io condurrò un po' una critica al concetto, se ci riesco, perché poi il discorso potrebbe non essere così conclusivo. Comunque la mia intenzione è fare un po' una critica di questa idea di parità di genere che secondo me spenge un po' delle virtù di cambiamento, di messa in movimento, anche di critica dello status quo, dell'ordine costituito, che invece l'uguaglianza ha di più, è una parola più aperta dell'altra. Insomma, però per dire questo cosa voglio dire? Ecco, l'eguaglianza e parità, no? Noi possiamo avere un'idea qualitativa di uguaglianza e una quantitativa. Voglio fare l'esempio di un genitore che ha due bambini, due figli, uno ha 12-13 anni e uno ha 3-4 anni. Si pone il problema di cosa fare l'estate, cosa far fare l'estate a questi bambini. Cioè uno lo manda in Inghilterra, ha 12 anni, a scuola, lo manda in Inghilterra e spendo 2.500 euro minimo per mandarcelo. E l'altro che ha 4 anni, per trattarlo in modo uguale a quello più grande, che cosa devo fare? Lo devo mandare in Inghilterra? Devo spendere 2.500 euro anche per lui? Penso che chiunque di noi, secondo consenso, penserebbe che a 4 anni ha bisogni diversi da un ragazzino di 12. Magari gli basta, anzi, gli farebbe male, non vorrebbe andare lontano da casa, basta che impara a nuotare, lo mando in un campo estivo, impara a nuotare, gioca un po', spendo 3, 4, 500 euro e ho fatto. Che cosa ho fatto? Una disparità di trattamento? Ho fatto, secondo buon senso, poi voi mi direte, invece un trattamento uguale in senso qualitativo, cioè tenendo conto delle diverse qualità dei soggetti, della situazione a cui devo applicare un trattamento uguale. Non vi pare? Sì, io potrei anche dire invece no, gli devo dare tutte e due la stessa cifra, anzi devo mandare tutte e due in Inghilterra per forza, quindi quello piccolo parte piangendo perché vuole stare con la mamma, però io ho fatto il pari trattamento, no? Quindi con questo esempio cosa voglio dire? Che, ed è per noi giuristi una cosa abbastanza ovvia, che trattare in modo uguale vuol dire tenere conto delle differenze che intercorrono tra due situazioni, trattare in modo uguale l'uguale, diverso il diverso, perché altrimenti posso arrivare a conseguenze magari astrattamente uguali ma ingiuste, arbitrarie sul piano concreto, no? E voglio insistere sull'esempio dei due bambini perché pensavo ieri sera, anche se avessero la stessa età, potrebbe non essere tanto sensato fargli fare la stessa cosa d'estate, no? Perché possono avere un carattere differente, desideri differenti, no? Infatti quando io il problema di trattare in modo uguale me lo pongo nell'ottica di rispettare la differenza, di trattare in modo uguale cose uguali, è diverso ciò che è diverso, non solo io tengo in considerazione secondo una mia idea la tua situazione, ma sei tu che me la dici. Cioè se ho due figli e uno lo vedo più aperto, autonomo, che vuole andare, che ce la fa, che si sa gestire, lo mando, e se ce n'ho un altro che non è ancora pronto, non lo mando, no? Quindi è lo stesso soggetto a cui applico il trattamento che mi dà una testimonianza, ha una voce in capitolo, lo prendo in considerazione. Quindi sto dicendo che abbiamo due idee di uguaglianza nel mondo contemporaneo, sono originate diversamente. Una è appunto trattare in modo uguale ciò che è uguale, diverso ciò che è diverso, che chiama in causa la considerazione della specifica, concreta situazione in cui si trovano i soggetti, le persone, le cose che devo trattare. E che quindi c'è anche una logica un po' controversiale, no? Perché io cerco l'uguaglianza e sto a sentire i soggetti
a cui mi riferisco, cerco di capire come sono fatti. E poi c'è anche quest'idea invece che trattare in modo uguale o che trattare allo stesso modo, che tende a risolvere in maniera molto più semplice, cioè a dire tra due termini si deve dare sempre la stessa cosa. Torno all'esempio dei bambini, perché appunto io potrei dire come genitore, vabbè, quello più piccolo hanno la stessa età, quello che è un po' più timido, più chiuso, non ci vuole andare in Inghilterra, ma io penso che è bene che vada in Inghilterra, bisogna che parli l'inglese, che si renda autonomo, cioè, e ce lo mando per forza. Il che potrei anche fare una cosa opportuna, però è una scelta appunto un po' autoritaria, no? Io come genitore stabilisco cosa è bene per i miei figli e glielo faccio fare anche per forza. Quindi quando io non sto a sentire magari l'esigenza che mi porta il soggetto a cui mi riferisco, che mi dice no mamma non voglio andare, io dico no, tu devi andare per forza, magari sto facendo anche il suo bene, no? Però è un bene che vedo io dall'alto a cui ti mando a farlo. E questa è un'altra componente dell'idea di parità, che trattare in modo uguale, perché la parità è un po' trattare per esempio le donne come dei bambini, che bisogna che, anche se non pensano così, facciano qualcosa che la società, l'ordine ha stabilito che bisogna che facciano, no? Per esempio, bisogna andare a lavorare come gli uomini. Certo, l'aspetto di diritto è guadagnare come gli uomini, no? Ma c'è sempre nella logica della parità di genere questa implicazione per cui quello che le donne fanno, tendenzialmente fanno, lo fanno perché non sono abbastanza libere da fare quello che se fossero libere farebbero sicuramente. Non so se avete mai notato come ancora nel mondo contemporaneo, cioè nel 2016, non si dice mai ecco una donna che poteva fare una carriera però ha preferito fermarsi a mezza strada in modo da avere più tempo libero. Sempre si dice ah poverina non ha potuto fare la carriera perché ha dovuto occuparsi dei figli. Non vi pare? Rarissimamente si pone l'idea che se una non fa una carriera da top manager che gira il mondo eccetera è perché magari le piace vivere in un altro modo, ma sempre perché c'è qualche impedimento che la trattiene dal realizzare queste aspirazioni stranamente così consonanti con gli imperativi produttivistici, carriera, soldi eccetera eccetera, che io penso la parità proprio tende spesso a incoraggiare, no? Entrate nel mondo produttivo alle sue condizioni. Questo è stato il grande portato delle politiche europee di parità di genere, che hanno introdotto nella nostra esperienza, che è un'esperienza giuridica più vicina all'altro tipo di eguaglianza, fatto in modo quello che ho chiamato qualitativo. Noi abbiamo un principio in Costituzione che si chiama principio di uguaglianza, che abbiamo sempre interpretato come ragionevolezza, quindi tratta in modo uguale l'eguale, diverso il diverso. È un principio più soft, più anche lento nelle sue evoluzioni rispetto alla parità, che dice devi trattare allo stesso modo sempre. C'è un famoso esempio di come funziona la ragionevolezza, cioè il criterio più soft, che è quello dell'adulterio della moglie. Allora nel 64 noi avevamo questo codice penale che veniva, e ce l'abbiamo sempre mi sembra dal fascismo, che stabiliva che l'adulterio della moglie era un reato, mentre quello del marito no, soltanto se pubblico eccetera eccetera. Quindi negli anni 60 sorse un dubbio se questa disposizione del codice penale fosse legittima rispetto alla Costituzione, che dice che il matrimonio è ispirato all'unità morale e materiale dei coniugi e più in generale al principio di uguaglianza, che vieta le distinzioni per sesso. E la Corte Costituzionale, mi pare fosse il 64, disse ma è ragionevolissimo, perché l'adulterio della moglie è diverso dall'adulterio del marito, tutti sanno che è molto più grave come attentato all'unità della famiglia. E lo sappiamo tutti, no? Perché è più grave? Perché diciamo si può inserire nella famiglia legittima il figlio che non è figlio del padre, con l'adulterio della madre, no? Perché l'adulterio della madre diceva la Corte
è vero che attenta più gravemente all'unità della famiglia di quello del marito, perché la moglie può fare il figlio illegittimo e te lo mette come figlio tuo. Ecco, questo è un limite del trattare in modo uguale l'eguale e diverso il diverso, un limite, una sua caratteristica, che tu devi poi andare a vedere com'è la mentalità del tempo, quali sono, come le cose si presentano, no? In un certo contesto, che ti porge un modo ragionevole, secondo almeno la maggioranza, di interpretare le esigenze, i valori coinvolti in un conflitto, in una controversia. Però nel giro di pochi anni, di 3-4 anni, la Corte tornò sulla sua decisione, sulla stessa questione dell'adulterio, e disse: ma è evidente che questo punire di più l'adulterio anzi solo l'adulterio della moglie, lede il principio di uguaglianza, e dichiarò incostituzionale questa previsione arcaica. Perché? Perché i tempi erano cambiate le sensibilità, le donne avevano preso un'altra parola nella società, non si poteva, non c'era stato il film Matrimonio all'italiana che aveva ridicolizzato le cose d'onore, eccetera, eccetera. La società cambia, ed ecco che, diciamo, anche partendo dal basso, cioè da come la società si esprime, elabora, no? Anche attraverso teorie, punti di vista, non puoi più dire che è ragionevole, che è giusto, no? Differenziare così uomo e donna. Quindi stavo dicendo, nella nostra tradizione noi eravamo più legati a questa uguaglianza in senso qualitativo, che ci ha fatto fare anche dei progressi significativi. Mi pare che una delle disposizioni che stabiliva il limite d'altezza per le donne per entrare in qualche servizio pubblico fu dichiarata incostituzionale, non in nome della parità, ma proprio della ragionevolezza, perché l'altezza non è un requisito sensato da richiedere per fare il vigile urbano da altre cose. Quindi l'uguaglianza che tiene conto delle cose non è affatto un procedimento, un criterio che non garantisce il cambiamento. Certo, non ti garantisce che sarà sempre sicuramente nel senso della parità, diciamo. Invece l'Europa ha introdotto negli anni 70, sulla scia degli Stati Uniti, questa normativa antidiscriminatoria, il cui principio è il seguente: che, diciamo, le differenze di trattamento tra uomini e donne all'epoca, poi sono entrati altri criteri, sono sempre indice che c'è qualcosa che non va, e bisogna assicurare alle donne e agli uomini lo stesso trattamento nel lavoro, quindi retribuzione, accesso, condizioni di lavoro, che naturalmente è una cosa buona, no? Però è anche una cosa che uno ci deve un po' pensare sopra, perché cosa succede? Che quando io dico che le donne hanno diritto di guadagnare come gli uomini, una volta che tu guadagni come l'uomo, se l'uomo guadagna meno, c'è da stare zitti, perché tanto siamo pari. Se tu hai gli stessi diritti degli uomini e gli uomini li tolgono, basta che ti tolgono pure te. Questa è la logica incredibile della parità, cioè che non ti dà la possibilità di dire: ma io ho bisogno di guadagnare di più, ma non è giusto questo modo di lavorare, perché tutto si riduce a dire: ma è uguale a termine di paragone. E quindi ecco, infatti, la cosa strana, che la butto così alla grossa, che da quando abbiamo queste norme di parità che fanno entrare le donne nel mondo del lavoro, guarda un po', è stata anche l'epoca che i diritti del lavoro, dei lavoratori, sono cominciato a scendere, no? Perché il principio di parità ti permette di chiedere di essere trattati allo stesso modo, ma non di mettere in questione il modo in cui sei trattato, di dire: oh, guardate la mia situazione, sono un lavoratore, lavoro usurante, via di... Questo accade. La parità è un imperativo attraente, perché ci sono i tuoi stessi diritti, in quanto tu, uomo, ti ho nel mio immaginario come quello più potente, messo meglio, che c'ha più... Ma non è mica così. Cioè, il lavoratore maschio oggi non è, poverino, anche lui un sintomo, o l'uomo in generale, no? un simbolo di potere e realizzazione. E quindi noi siamo state equiparate ad un modello che nella nostra interiorità forse sembrava di conquistare qualcosa. Intanto, poveretti, anche loro perdevano dei diritti, ma li abbiamo persi anche noi, perché la parità non ti permette di contestare se è giusta la retribuzione, ma solo di averla uguale. Poi, per esempio, qualche anno fa è successa un'altra cosa significativa di come la parità procede, in questo modo un po' paternalistico,
che dicevo prima dei genitori, no? Voi sapete che le donne in Italia vanno in pensione prima degli uomini andavano. E questo viola la parità, perché è anche una cosa ingiusta questa che le donne vanno in pensione prima, ha detto la Corte Europea dei diritti dell'uomo, nel pubblico impiego, eccetera. Bisogna che anche le donne vadano in pensione come gli uomini. Ma si disse nell'opinione pubblica, vabbè, le donne fanno il doppio lavoro, nella loro vita lavorativa hanno spesso tenuto conto, sono cresciuti i bambini, eccetera, quindi è anche giusto che vadano in pensione prima. No, perché se le donne si occupano più degli uomini e dei bambini, questo è uno stereotipo della una tradizione ingiusta che la società coltiva, andrebbe rimossa, quindi non è un buon argomento per giustificare un diverso trattamento delle donne, è solo una cosa che andrebbe eliminata. E così è successo che sono state cambiate le norme in maniera... Ma qual è la cosa che è significativa? Che questa causa che ha condotto all'annullamento delle nostre norme sul pensionamento del pubblico impiego non è nata da nessuna donna. Nessuna donna si è lamentata di questa cosa qua. Nessuna donna italiana è andata davanti a un giudice a dire io voglio andare in pensione più tardi. È stata una operazione che, secondo i suoi poteri, ha fatto la Commissione Europea, ha preso la nostra legislazione e ha detto ma l'Italia queste donne le manda in pensione troppo presto. Basta. Questo è come il papà che dice tu devi andare in Inghilterra, ma non ci voglio andare, è per il tuo bene. E devi partire e poi per sempre ti porterai dietro questo viaggio infelice. Mi spiego. Questa è la parità, perché infatti la parità di genere c'è appunto questo meccanismo. Cioè è come chiamare le donne a fare la parte degli uomini, ma non degli uomini come massimi, degli uomini come modello archetipico, in una tipica dinamica che proprio il concetto di genere alle sue origini servì a mettere a fuoco, perché quando molti anni fa si cominciò a ragionare di genere, eccetera, a cosa serviva? Varie cose, ma una delle riflessioni a cui il concetto di genere maschile e femminile è stato associato è stata una analisi dei meccanismi di produzione capitalistici. E il concetto di genere è servito in origine in alcune delle sue declinazioni a dire che alla base del modo di produzione capitalistico c'è il conflitto tra i sessi, cioè c'è l'appropriazione del lavoro riproduttivo, i figli, la cura che fanno le donne, lavoro gratuito e svalorizzato, se lo appropria il mondo produttivo, faccio un figlio e diventa l'operaio, via discorrendo, ti faccio la minestra così tu con questa minestra vai al lavoro e produci per il capitalista. Il capitalismo, secondo alcune analisi che io trovo convincenti, è fondato, non sono un economista quindi lo trovo convincente così per buon senso, è fondato su questo meccanismo. C'è una immensa quantità di lavoro riproduttivo, cura, allevamento dei figli, educazione, affetto, solidarietà umana, lavoro riproduttivo, il quale permette al mondo produttivo di esistere, perché se non ci fosse questo tu non avresti manco i vestiti per andare a lavorare, ed è un lavoro non retribuito, non valorizzato socialmente, perché infatti è il tipico lavoro che non vale niente. Anche oggi ci dicono non puoi mica stare a casa, devi andare a lavorare. Allora, nelle origini degli anni 60 del concetto di genere, questo stava insieme a una critica non tanto dello sfruttamento che i cattivi maschi fanno delle buone donne, e tantomeno serviva a dire le donne devono fare come gli uomini, cioè anche loro mettersi a sfruttare il lavoro riproduttivo. Serviva a dire cambiamo questo ordine di valori in cui le cose pregevoli, cioè la vita, la natura, sono sottoposte ad uno sfruttamento sistematico in nome della produzione. Infatti si potrebbe dire il capitalismo è continua appropriazione dell'opera della madre, nel senso anche la madre terra, no? Arrivo e disboscoli le foreste per fare la carta, inquino il mare, no? Questa dinamica di sfruttamento fu rappresentata come una dinamica di conflitto tra i sessi, non per dire
Dice allora donne, buttatevi sul carro del vincitore e anche voi sfruttate il pianeta, la vita, eccetera, eccetera. Ma per dire, guardate un po', questo conflitto tra i sessi appartiene al nostro modo capitalistico di produzione e alle istituzioni che ha creato, anche ideologiche, eccetera. Vediamo se non possiamo dare un altro senso alla cosa e vedere che invece acquisti valore il lavoro riproduttivo e tutte le implicazioni che esso ha. Però, diciamo così, il concetto di genere c'è anche un'altra serie di implicazioni che invece sono molto diverse, sono quelle che hanno più preso piede rispetto a questa componente molto critica, no? E quando si dice che il genere è un costrutto sociale, cioè tu nasci donna, ti danno la bambolina, eccetera, eccetera, quindi vieni socializzata come femmina ed ecco che ti iscrivi all'etere anziché ingegneria. Questo è un altro aspetto del concetto di genere, oggi molto più diffuso. E anche questo è un concetto un po' strano, no? Perché questo vuol dire che io, che sono una donna e voglio proprio stare a casa, cioè me va di stare a casa, non lo posso dire, perché come lo dico mi viene detto ma tu sei rientrato nello stereotipo. È terribile questa faccenda del dire se noi siamo dei costrutti sociali, cioè tutto quello che io desidero, ambisco essere, eccetera, non è altro che la manipolazione dovuta alla socializzazione. Che cosa accade? Che io come soggetto pensante e senziente, diceva un filosofo del diritto, sono tagliata fuori. C'è la società che mi manicola, mi può anche fare stare meglio, cioè mi può mandare a fare invece che lettere, mi fa fare ingegneria, invece che lavoro domestico vado a fare il lavoro produttivo, no? Ma io come soggettività, no? Che testimonia con la sua natura, come il mio bambino all'inizio dice non ci voglio andare in Inghilterra, perché tu devi essere, ti si presuppone come un costrutto sociale. Allora dicevo che del concetto di genere, in effetti a me pare abbia preso molto piede questa seconda lettura, poi legata a una filosofia e sociologia costruttivista che ha tante valenze, quest'idea per cui la società non è altro che un ammasso di tradizioni repressive nei confronti della libertà delle persone e quindi che cosa accade? Che queste tradizioni possono essere manipolate in senso inverso onde le persone adottino dei comportamenti più desiderabili ed ecco appunto che la parità di genere è diventata questa sorta di grande dispositivo che permette che le donne assumano il ruolo degli uomini nel meccanismo di sfruttamento della natura, del mondo riproduttivo che è alla base del capitalismo. Perché lo dico? Perché il concetto è vai a lavorare come un uomo, fai carriera come un uomo, anzi più di un uomo, non ti fermare mai perché c'è il tetto di cristallo, quindi devi rompere. Non so se qualcuno ieri ha sentito un po' anche questi discorsi che si facevano sulle donne. La donna deve sostituirsi, diventa fungibile, no? Fa la stessa cosa, diventa un lavoratore come un uomo e quindi cosa fa? C'è la badante. Le donne vanno al lavoro e sfruttano il lavoro riproduttivo di altre donne. Non ti pare? Questo è un meccanismo veramente, a livello globale, veramente significativo. Io vado a lavorare, infatti sono qua oggi è domenica, c'ho una donna a casa che mi guarda i bambini. Quindi io sono entrata nel mondo produttivo e ho assunto la parte che un tempo era regione, cioè sfrutto, nel senso che sottopago e svaluto, cioè non gli do valore, il lavoro di un'altra donna. Questo per esempio accade anche recentemente in questa questione della maternità surrogata, no? Che al di là delle varie polemiche, però c'è una scrittrice che si chiama Daniela Danna che ha detto una cosa veramente, secondo me, geniale su questa questione. Ha detto, prendiamo una donna, magari coniugata con un uomo, che insomma si fanno fare un figliolo dalla madre surrogata con l'ovulo della signora che si impianta nella madre surrogata. Allora questa signora fa come un uomo, cioè aspetta che una donna gli faccia un bambino. Un tempo erano gli uomini che mettevano lo sperma nel corpo della donna, no? E poi aspettavano che le donne gli facessero i figlioli. Adesso con la surrogazione di maternità anche le donne possono aspettare un bambino. Si fanno prendere l'ovulo
lo facciamo fecondare con lo sperma, lo facciamo mettere nel corpo di un altro e aspettiamo che arrivi la stirpe a noi geneticamente correlata, no? Che è tipicamente quello che hanno sempre fatto gli uomini. Infatti questa autrice dice il padre femmina. E il padre femmina è un trionfo della parità, cioè delle donne che si mettono a fare la parte degli uomini e aspettano che altre donne facciano il lavoro che non gli si dà 3.000 euro, 5.000, un po' di soldi e via, nemmeno ti riconosco come madre. Questo è il meccanismo. È veramente oppure anche senza tante polemiche, diciamo, oggi le donne fanno i figli fuori dal matrimonio, non li fanno. Questa cosa che le donne non fanno i figli, ne fanno meno, no? Allora ci sono le politiche demografiche che dicono bisogna avere più bambini, eccetera, eccetera. E nessuno pensa mai che magari c'ha senso che le donne non hanno voglia di fare figli in questo mondo che fa così schifo, no? Dove c'è povertà, miseria, si muore a centinaia annegati in mare, allora una magari non gli viene voglia, no? Di affidare una nuova vita, perché se ci si pensa è una responsabilità terribile per la nuova vita e per te, che ti porrai per tutto il resto della tua esistenza il problema della felicità di questa nuova persona, la quale magari dovrà lavorare da casa e intanto guadagna 2 lire il voucher, le cose, tu lo vorresti felice, no? Allora dico, magari le donne figli non li fanno, è anche un termometro di una società infelice, ingiusta. Però la logica produttivistica che presiede al nostro sistema non ci permette di riflettere in questi termini, ma ci dice no, non li fanno perché non sono abbastanza sostenute da politiche che permettano di conciliare il lavoro con la vita privata. Come se fosse soltanto questo l'obiettivo, cioè poter lavorare e quindi poi posso fare i figlioli, ma sono come una macchina, cioè non mi pongo il problema della felicità di questi figli o della mia felicità come madre. Quindi dicevo, vabbè, mo io finisco, perché magari se ci sono qualche... è inutile che continui a fare discorsi che sarebbero soltanto un po' ripetitivi. E quello che volevo dire è questo, insomma, l'uguaglianza è una cosa molto bella, perché l'uguaglianza mi permette di chiedermi, mi obbliga a chiedermi ogni volta che devo stabilire come trattare la situazione A e la situazione B, l'uomo, la donna, il bianco, il nero, mi obbliga a conoscere queste due situazioni, a cercare di capire qual è la loro esigenza e caratteristiche, e quindi dà a quelle situazioni parola. Prendo i miei figli e gli dico: vuoi andare in Inghilterra? Uno dice sì, l'altro no. No, non ci vuole andare. E quindi nell'uguaglianza in senso qualitativo, dare a ciascuno il suo, che ci viene dall'antichità classica, il primo testimone di ciò che è giusto, uguale e meritevole è chi ne viene riguardato, che ti dice lui cosa ne pensa. Mentre quando io assumo come punto di partenza ideologicamente indiscutibile che i due termini A e B, uomo, donna, le loro differenze sono irrilevanti, devono essere trattate allo stesso modo, ecco che tutto quello che sia A che B può dire con le cose, con i suoi comportamenti, circa ciò che veramente vuole, sceglie, eccetera, è uguale a zero, perché io ho già stabilito. E per finire faccio due esempi. Quello famoso delle donne che non vanno, che votano poco. Ci sono poche donne si diceva una volta, ci sono poche donne negli organismi rappresentativi. A un tempo avevamo anche un sistema elettorale proporzionale, il che voleva dire che se le donne avessero votato, le pur poche donne all'epoca candidate, quelle passavano. Ma le donne non votavano, le donne votano forse meno degli uomini o votavano meno. Io per esempio questa cosa l'ho sempre capita benissimo, perché magari il mondo della politica, del potere istituzionale, cioè, non ti piace, non ti interessi. Oggi si è scoperto, 20 anni dopo che le donne dicevano queste cose, che l'astensionismo è una critica ad un sistema politico che non convince. Ma 25 anni fa c'era un pensiero femminile che diceva esattamente la stessa cosa, diceva: le donne non votano perché non convince questo modo di fare politica. Ma ciò non si può dire quando il punto di vista non è quello delle donne, ma quello dall'altro, che ti dice: no, bisogna fare in modo che le donne vadano a votare, siano rappresentate e via discorrendo. Questo è un esempio che mi pare significativo, come quello del fare meno figli.
siamo sicuri, o quello di non andare verso certi studi anziché preferirne invece altri. Io penso che sia assolutamente, è ovvio che sia così, chiunque di noi lo penserebbe, ognuno deve essere condotto a realizzare effettivamente se stesso, ma è un'assurdità pensare che io lo so prima di te cos'è la tua vera realizzazione, no? Quando si dice le donne devono poter essere quello che vogliono, e allora dobbiamo dirlo sul serio, cioè dobbiamo assumere un atteggiamento molto moderato, no? Molto prudente, e vedere che cosa le donne ci dicono che vogliono fare. E se per caso in massa le donne ci dicono che preferiscono dei lavori sopportabili, come insegnare, come fare delle cose sensate e via discorrendo, ci stanno dando un'indicazione su come vorremmo il mondo del lavoro, no? Ma io posso dire, no, le donne sono segregate in questo lavoro alla scuola, noi dobbiamo andare a fare l'ingegnere, ed ecco che non le ascolto più. Quindi trovo che la parità è un'ideologia molto forte, che ti dà già per risolto che devi fare il bene delle donne. L'uguaglianza è un criterio per domandarsi che cosa è giusto, in questo senso uguale, adottare nel trattamento, nella regolazione delle situazioni sociali, che dà più parola alla persona e ai soggetti che ci sono coinvolti. E per questo credo che sarebbe meglio tornare a parlare di uguaglianza tra i sessi più che di parità, perché l'uguaglianza vuol dire, allora, di fronte alla domanda ma come deve essere organizzato il mondo del lavoro, quali sono i desideri e le aspirazioni, come sarebbe giusto fare perché le donne per esempio facciano più bambini, potremmo cominciare a chiedersi, dobbiamo rivedere parecchie cose della nostra convivenza e dei valori collettivi che ci vengono più o meno imposti. Io ho finito, non voglio dire altro, insomma, se ci sono degli interventi